Piero Maranghi conduce Va Pensiero, parole e futuro. Una produzione Classica HD, Sky Canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Questa prima scena del Grand Macabre di Ligeti ci sembra perfetta per introdurre il nostro ospite di oggi, un giornalista specializzato nella commistione tra cultura cosiddetta alta e cultura cosiddetta bassa. Un giornalista che sta antipatico a molti, ma sta molto simpatico a me. Ci conosciamo da 13 anni e sono cambiate molte cose nelle nostre vite, ma la nostra amicizia è sempre rimasta molto salda. Non si tira indietro dinanzi a niente, anche se c'è chi lo definisce un sobillatore. Telespettatori, vi presento Giuseppe Cruciani. Come sta? Come sta lei? Come sta lei, Piero Maranghi? Come sta? E io sto bene. Mi sembra sopravvissuto e già è qualcosa. Mi sembra. Assolutamente, ci siamo inventati delle cose, non si poteva stare fermi. Mi sembra anche in ottima forma, cioè non mi sembra nemmeno particolarmente ingrassato durante questa... Insomma, su questo punto potrei essere un po' disonesto se le dicessi che ha ragione. Diciamo che sono rimasto stabile. La Zanzara è un quotidiano che va in onda su Radio 24 dal 2006, dal lunedì al venerdì, ogni giorno. Come fa lei a tenere insieme questa quotidianità e questa follia? È una roba da stress mentale, da depressione, da cura da lettino da psicanalista. Diciamo che non esiste una sola zanzara, esistono tante zanzare che si sono evolute e ogni anno trovano spunto dall'attualità, dalla società, dai nostri cervelli un po' disordinati, dalle nostre vite disordinate, da quella mia e da quella del mio socio, dalle nostre chimiche, dai nostri momenti umorali, per cui in realtà è come se ogni giorno scoprissimo delle novità. Per questo ancora siamo in onda. Una volta ho chiesto a Renzo Arbore, ma come è possibile secondo lei portare avanti questa trasmissione per altri 10 anni? Io non ci riuscirei, perché io sono uno che fa delle cose che si chiudono, che hanno una loro inizio e una loro fine naturale. Voi avete talmente tante follie da raccontare che potete andare avanti ancora per 20 anni, cosa che non mi auguro però. Beh, vedremo. Lei ha detto una volta che sulla sua tomba vorrà questa scritta: inventò una trasmissione folle, come dire che lei è la Zanzara. Ecco, ma dai suoi inizi a Radio Radicale, quanto ci ha messo a diventare la Zanzara? Non me ne sono nemmeno accorto, ci ho messo probabilmente 20 anni, 25 anni, prima che io sono stato molto lento a trovare me stesso, a trovare il modo di esprimermi come mi viene, senza infingimenti, per cui ci ho messo il tempo che ci ho messo e soprattutto prima probabilmente facevo qualcosa che non mi piaceva, che non era nelle mie corde, poi ci ho messo del tempo, negli ultimi 7-8 anni sostanzialmente credo di fare solo ed unicamente le cose che mi piacciono e che mi sento di fare. Quella scritta là è l'unica scritta che potrei sopportare su una tomba. Io non voglio essere cremato, voglio, come ai vecchi tempi, andare dentro una tomba e voglio che il mio corpo ma non per questioni religiose, non perché penso nella reincarnazione, queste cose qua di una seconda vita, semplicemente perché mi dà fastidio l'idea di ridurmi in polvere subito. Aspettiamo un po' di tempo, lasciamo che il corpo si disfi secondo natura. Sono d'accordo, penso anch'io la stessa cosa. E mi faccia capire una cosa, lei ha iniziato a condurre la Zanzara, mi sembra, dopo Sant'Almassi. Sì. Quindi, come dire, due mondi, due stili. E poi cos'è successo? Ha strappato pian pianino per arrivare dove è arrivato? Cioè, la cosa che mi sono sempre chiesto, è una domanda sincera, perché non gliel'ho mai fatta, sì.
ci sono stati dei passaggi fondamentali, dei momenti in cui si poteva cadere tutto e invece lo strappo è riuscito e da lì in poi nessuno... Perché ricordiamolo al pubblico, la Zanzara fa degli ascolti pazzeschi. Sì, la Zanzara ha lo share più alto di Radio 24 ed è una delle prime trasmissioni in quella fascia oraria di fronte a colossi della radio a livello di frequenze come RTL, Radio DJ, eccetera, eccetera. Io se devo trovare un punto di svolta lo trovo in quell'ottobre-settembre 2013 in cui ci sono stati due episodi fondamentali. Sto parlando dunque ormai quasi di 7 anni fa. 2 episodi fondamentali sono stati: uno, la vicenda Barilla, cioè quando venne da noi Guido Barilla, non invitato da noi peraltro, ma di sua volontà, a dire che non voleva fare gli spot per le famiglie omosessuali. Da qui tutta una polemica, Barilla che perde quote di mercato negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. E l'altra è stata pochi giorni dopo Radio Belva in televisione, che era un po' un tentativo di riproposizione della Zanzara in televisione che durò una puntata, ma è rimasta nella mitologia quasi degli esperimenti televisivi falliti, ma anche un po' nella mitologia delle persone. Che cosa si è creato in quel momento? Si è creato una sorta di terrore della Zanzara, cioè tu vai alla Zanzara e in qualche modo sei avviluppato in un mondo che ti compromette addirittura un'azienda come Barilla, no? Cioè che può arrivare addirittura a minacciare la tua azienda. Per cui si era sviluppata in quel momento quasi una leggenda nera, cioè e anche grandi difficoltà a trovare ospiti che volessero venire. Dopo Radio Belva, la radio della volgarità, la radio trash, la televisione in quel caso, poi immediatamente il collegamento con la radio. Dunque quel momento là è stato un momento molto complicato e per uscirne uno aveva 2 opzioni: o tornare indietro ad una linea, diciamo, tra virgolette, più istituzionale, il racconto a modo nostro della politica, oppure dire va bene, voi dite che è così, voi dite che la Zanzara è questo, cioè la Zanzara è trash, la Zanzara è basso, la Zanzara è questo, bene, vi dimostriamo che effettivamente è così, è anche così, e dunque noi non ci tiriamo indietro e anzi ci immergiamo ancora di più nella modalità nazional popolare. Questo un po' per istinto personale, un po' quasi per necessità. In quel momento abbiamo fatto sì che la trasmissione si potesse reggere in piedi senza ospiti, tra virgolette, istituzionali. Certo. Ecco, ma mi tolga una curiosità. Radio Belva, lo ricordiamo al pubblico, prima puntata viene nostro amico Vittorio Sgarbi, arriva e combina un disastro senza fine. Combina un disastro e viene chiusa dopo una puntata, bestemmie, anche per uno non particolarmente clamoroso quella sera. Certamente lo sa. Vittorio l'ha fatto apposta? Non c'era premeditazione? No, noi abbiamo commesso degli errori di gestione quella serata, io in particolare, che ero io quello sostanzialmente che conduceva, degli errori di gestione, perché a un certo punto Sgarbi se n'era quasi andato e noi abbiamo voluto recuperarlo. Se se ne fosse andato magari sarebbe rimasto tutto tranquillo, invece lui dopo è rimasto quasi con la volontà di mandare tutto in banca. Ma è tipico di Sgarbi quando si sente in una posizione di difesa e quando in quel momento lui aveva anche un problema perché avrebbe voluto condurre lui una trasmissione e forse all'epoca non gli permettevano di condurla. Dunque c'era una volontà sua di distruzione, però ce la siamo anche cercata. Certo. Ce la siamo cercata perché l'abbiamo riportato, l'abbiamo trascinato di nuovo dentro, lui a quel punto si è scatenato e voleva dimostrare di essere più forte di noi, cosa che in quel momento probabilmente era. Beh, ha fatto, come dire, ha avuto un bel effetto la sua canata. Performance. Sì. Chiamiamola performance, va bene. Senta, lei ha avuto paura in questo periodo? Beh, sì, all'inizio ho avuto paura, sì, non lo nascondo, non è che bisogna nascondere le proprie debolezze. All'inizio un po' di paura l'ho avuta. Adesso ne ho molta meno, forse adesso dovrei paradossalmente essere più prudente perché non lasciarsi andare magari non va bene, però sì, all'inizio ho avuto molta paura, soprattutto perché Milano, la Lombardia in generale metteva paura per i numeri, per quello che ci dicevano, perché tutto è esploso qua come se fosse lo sbarco in Normandia, qualcuno ha utilizzato l'espressione bomba atomica, tutte espressioni secondo me abbastanza corrette e non nascondono certo alcuni errori commessi, ma comunque sì, ho avuto paura. La Lombardia pagherà un prezzo politico per quello che è successo, secondo lei? Questo è difficile dirlo, secondo me no, perché alla fine, al netto delle indagini che poi possono cambiare tutto, no? Se ci saranno delle indagini a carico di Gallero o a carico di Fontana, Gallera che è l'assessore alla sanità e Fontana, come sappiamo, che è il presidente della Lombardia, non so come queste cose andranno a finire o comunque come si svilupperanno. Credo che non pagheranno un prezzo politico, cioè i cittadini lombardi, parlo di lombardi, non solo quelli di Milano, cosa che è fondamentale fare una distinzione, credo che alla fine addossino molto più la responsabilità dei morti della Lombardia al governo centrale e in generale al fatto che poi è scoppiato qui, alla casualità, se vogliamo, piuttosto che questa è la mia sensazione, poi non
me non frega niente, come sai, di chi ci rimette o chi non ci rimette politicamente non me ne può fregare di me. No, lo so bene. È la mia impressione. La mia impressione è che non so se Fontana o qualsiasi altro candidato di una parte politica, secondo me, non pagherà molto i morti della Lombardia politicamente, anche perché poi le elezioni in Lombardia, al contrario di quelle di Milano, sono un po' lontane. Certo. Lei è un raro caso di romano felicemente trapiantato a Milano. In quel famoso weekend in cui le stazioni sono state prese d'assalto, non ha avuto la tentazione di tornare a casa, di scappare? No, io ho avuto la tentazione più volte, glielo confesso, di tornare a casa, nel senso di andare a trasmettere non a Milano. Una tentazione forte di prendere la macchina e scappare, poi noi giornalisti in realtà possiamo anche farlo, e di andare a Roma, questo ad aprile, o anche da un'altra parte, no? Però devo dire la verità, un po' il senso di responsabilità, un po' un senso quasi di riconoscenza, mi sembrava quasi di voler abbandonare un qualcosa che comunque era entrato nella mia vita in maniera prepotente ed è diventata casa mia, la mia regione, la mia città, cioè io mi sento profondamente milanese, mi sento profondamente lombardo, molto più che romano. Come lei sa e come più volte ho spiegato in varie interviste, non mi sento più di appartenere a Roma, ma alla Lombardia e a Milano. E così sono rimasto ogni giorno a condurre la radio, ogni giovedì ad andare a Mediaset a fare la mia trasmissione, correndo un minimo di rischi. Certo non erano i rischi di chi lavora magari a stretto contatto con le persone, chi prende il treno alle 7 di mattina per andare a lavorare, però comunque dei rischi c'erano e li ho corsi senza drammi e sono rimasto alla fine in Lombardia quasi per un senso di gratitudine. Beh, anche noi le siamo grati, noi lombardi. Ha ripreso a correre, che è una sua grande passione. Lei una volta ha detto che la maratona, nel senso della corsa, è una forma di egoismo, ma ti aiuta a concentrarti sul lavoro. Sì, è la più alta forma di egoismo perché chiaramente tu hai solo, cioè è uno di quegli sport che possono praticare solo persone estremamente solitarie, diciamo, o chiaramente per lungo tempo sto dicendo, perché poi concentrarsi per 42 km su se stessi, sulle proprie sensazioni, è una forma quasi di masochismo. E sì, ho ripreso a correre con grande fatica, però ho ripreso. Poco prima del lockdown sono riuscito a comprare un tapis-roulant con cui ho corso dentro casa mia per quasi un mese praticamente. Adesso sì, ho ricominciato a correre e vedo gente nei parchi come se nulla fosse, per fortuna. Per fortuna. Una volta l'ho sentita dire che la vita va vissuta in affitto. Dopo quel che è successo è sempre della stessa idea? Sì, perché nel tempo sono diventato contrario alla proprietà, sia delle donne, sia del possesso, della gelosia, sia della proprietà privata che porta, no, della proprietà privata nel senso delle case che portano solo guai, solo tasse da pagare. E dunque una vita in affitto è molto più comoda, bisogna affittare bene, bisogna gestirsi bene, però una vita in affitto, se potessi mi toglierei dalle scatole tutte le poche proprietà che ho tra Roma, l'Umbria, eccetera, spesso in compartecipazione con i miei fratelli. Me ne libererei subito e se voglio andare in un posto affitto, perché devo comprarmi una casa e poi devo mantenere le tasse, i lavori? Se devo andare in un posto affitto una casa per un mese, pago quello che devo pagare. Signor Wood era un galantuomo, sempre ispirato dal sole, con 2 pistole caricate a salve ed un canestro di parole. Con 2 pistole caricate a salve ed un canestro. De Gregori ha rivelato che il signor Hood della canzone era Marco Pannella. Lei è stato amico di Marco Pannella. Ci racconta Sì. qualcosa di lui?
Ma Marco era una persona irripetibile, straordinaria, con cui ho convissuto un breve periodo, diciamo, molto intenso a Radio Radicale, con un episodio che ho raccontato in cui abbiamo praticamente dormito insieme una sera in un albergo a Santa Margherita Ligure, in cui che lui prenotò come matrimoniale, ma non che avesse intenzione di fare qualcosa, ma mi prese una volta la mano durante la notte e io un po' non sapevo che fare. Lui era un personaggio pansessuale, diciamo, no? Pansessuale, cioè poteva innamorarsi di uomini, di donne, non credo si sia mai innamorato di me, ma lui aveva degli innamoramenti per uomini o per donne indistintamente. Era straordinario anche in questo, diciamo, no? Non so che tipo di attività sessuale avesse, non è particolarmente interessante. La cosa interessante era la capacità di amare uomini e donne allo stesso modo. Parlando degli ultimi 20 anni era molto più affascinato dagli uomini che dalle donne, però quella è una mia sensazione. Ma lui era un personaggio irripetibile nel senso non si potrà mai più vedere una persona che riesce a compenetrare in maniera così stretta la vita privata e la vita pubblica. Cioè la vita privata e la vita pubblica erano talmente unite da non essere più distinguibili l'una dall'altra, per cui i suoi digiuni, le sue copertine, i suoi pensieri sul sesso, i suoi pensieri sulla vita erano tutte legate a qualcosa che avveniva nella sua vita privata. Forse solo Sgarbi, diciamo, ha questo tipo di attitudine. D'altra parte non dico che è la stessa generazione, perché ci sono credo 20 anni di differenza, però certamente la scuola è quella, diciamo, la scuola è quella. È come parlare di un monumento che non c'è più dal punto di vista della sua presenza fisica, ma che rimane nella testa di tutti noi come al di là delle idee che nell'ultimo periodo secondo me erano anche piuttosto confuse, come è normale che sia. Però certo, le sue battaglie sulla droga legale, sull'eutanasia, su tante cose rimangono ancora attuali, perché ancora non le abbiamo risolte. A parte Pannella, c'è qualche altro leader politico della Prima Repubblica che lei ha stimato? Sì, uno dei suoi allievi che poi si è un po' affrancato da lui, che si chiama Giovanni Negri, che lei ricorda sicuramente, certo. È stato anche segretario del Partito Radicale, era una delle menti più lucide, poi si è dedicato al vino. Fa il vino, lo so, fa il vino in Piemonte, lo so per via del Museo della Vigna di Leonardo, perché ci siamo incrociati. Lui ha scritto un romanzo in cui rapiscono il professor Scienza, che è il professore che ha restituito la Vigna di Leonardo a Milano. Devo dire la verità, in politica non mi ha più sorpreso nessuno, non mi ha più affascinato nessuno in particolare. Tanta mediocrità, insomma. Renzi che ai primi tempi non era mediocre, poi è diventato Renzi purtroppo che conosciamo, però il Renzi del primo periodo non era sicuramente una persona di grande brillantezza, di grande innovazione. D'altra parte uno che da solo prende il 40% dei consensi solo perché Renzi non è uno. Poi certo Berlusconi in qualche modo è sicuramente una persona che ha lasciato il segno al di là di tutto, no? Cavalli di razza si fa fatica a vederne. Molta fatica. Ecco, ma secondo lei, ho la sensazione di vivere su un crinale, cioè ogni tanto ascolto i comunicati del governo, vedo delle conferenze stampa, mi sembrano talvolta delle cose pazzesche, e poi però trovo molte persone, anche persone che mi sono vicine, che hanno un atteggiamento, diciamo, soft, tra virgolette direi quasi responsabile, nella misura in cui in questo momento non si può esagerare nelle critiche, bisogna. Anche lei ha questa sensazione? No, la sensazione è che il governo, se l'Italia esce presto da questa situazione, pagherà pochissimo dal punto di vista politico, errori che sono stati fatti chiari, soprattutto sui soldi, sul modo di distribuire i soldi, sulla burocrazia, cose terribili. Però se usciamo presto e le persone ritornano a vivere normalmente, ho paura, cioè ho la sensazione che questo governo dal punto di vista, diciamo, politico non pagherà tantissimo. Forse pagherà Conte, ma tutto per giochi interni, per cui per fortuna non ho intorno persone che mi dicono stare prudenti. L'unico è Parenzo che mi dice che bisogna stare prudenti, bisogna stare tranquilli e non bisogna dare troppo addosso al governo, perché in fin dei conti si è trovato di fronte a qualcosa di straordinario. Ma i governi si giudicano anche di fronte a cose straordinarie, altrimenti quando li giudichiamo non è che li possiamo giudicare dall'amministrazione normale, li giudichiamo anche di fronte ad un grande evento che secondo alcuni tra l'altro non è arrivato nemmeno inaspettato, è arrivato, lo si conosceva, lo si poteva affrontare con metodi non da 1600, da peste, cioè con il lockdown totale, ma secondo alcuni lo si poteva affrontare anche lasciando un po' più di libertà in quei 2 mesi che poi magari pagheremo tra poche settimane. A proposito di un altro personaggio politico del nostro tempo, lei un giorno ha detto, a proposito della comunicazione di Salvini,
Lei ha detto è una cosa meravigliosa, parlo di selfie, papete, rosario. Sì. Ma lo è ancora, secondo lei? Funziona ancora quella roba lì? No, perché queste cose qui hanno un inizio e hanno una fine, non si può, cioè questa cosa qui ha avuto un inizio e ha avuto la fine quando lui è andato al governo e continuava ad avere consensi dal governo, cosa che era abbastanza bizzarra, no? Cioè una persona al governo di solito si paga, invece i consensi suoi crescevano al governo. Poi siamo arrivati all'inizio di agosto e probabilmente questa cosa qui è impazzita e ha fatto saltare un banco che lo ha portato ad una narrazione che non è mai riuscito di nuovo a prendere in mano. Cioè, lasciamo perdere il Covid, ma anche prima del Covid dall'opposizione fai fatica a criticare qualcosa che tu eri in grado di modificare prima. Poi poteva reggere ancora. Il Covid, diciamo, ha reso la comunicazione di Salvini da questo punto di vista abbastanza sterile. E non è un caso che i consensi stanno diminuendo, per cui il contributo della bestia andava benissimo. Tra l'altro io invitavo Salvini nella radio quando aveva il 3%, per cui non è e ne ho previsto, raccontato, qualche volta anche criticato, perché poi ho David che è un grande critico di Salvini, ho anche criticato alcuni aspetti, però al di là di questo ho visto e accompagnato questa ascesa e sapevo benissimo quale poteva essere il limite. Certo non mi aspettavo la follia di agosto dell'anno scorso. Veniamo a un'altra sua passione, lo sport, il calcio. Sì. Ma secondo lei inizierà il calcio e noi avremo ancora voglia? Io sono un grande fautore del ricominciare. Se ricomincia la vita normale, tutte le aziende, non si capisce per quale motivo la Germania e la Spagna. La Germania già gioca da settimane, la Spagna ha fissato una data. Trovo che sia totalmente fuori da ogni logica normale, con una mortalità ormai bassissima, con ricoveri inesistenti, avere paura di giocare a calcio. Lo trovo una cosa non ridicola, di più, in cui ci stiamo impelagando in regole inapplicabili, che sono quelle dell'abbraccio, sono quelle della quarantena se uno viene trovato positivo, che sono delle cose folli. Stiamo cercando tutti i modi possibili per mettere ostacoli a un percorso che dovrebbe essere naturale, ma io credo ormai quasi con certezza che il 13 si ricomincerà. C'è un breve contributo musicale. Johannes, das Lämmlein auslasset, der Metzger Herr Ruth ist verpasset, wie früher gebündelt, zum Schulz gebündelt, ein liebliches Lämmlein zu Tod. Sankt Lukas dem Ochsenteil schlachten und einigs bedenken und achten. Der Wein hast ein Hühner im himmlischen Keller. Questo leader nel finale della quarta sinfonia di Gustav Mahler è un inno ai mangiatori di carne, scritto da un vegetariano perché Gustav Mahler era vegetariano. Lei ha fatto pace con i fascio-vegani, lo ricordiamo al pubblico, lei ha scritto un libro pubblicato dalla Nave di Teseo sui fascio-vegani, libertà di cibo e di pensiero. Ma un po', sì, è il titolo di un libro che ho scritto per la Nave di Teseo di qualche tempo fa, su tutto questo fondamentalismo vegano contro i mangiatori di carne, diciamo, no? Ma pace no, perché la polemica si è un po' sopita, diciamo, no? Non siamo più nella fase in cui ci sono questi gruppi di assatanati che vogliono impedirti, diciamo, di mangiare la carne pensando che tu stai commettendo un assassinato. Però ogni tanto ritorna viva. Io sono uno di quelli che appena conclude, quel libro è stato la conclusione di un percorso, di una mia battaglia personale. Una volta chiusa questa battaglia ho quasi fastidio a tornarci sopra, non so perché, cioè, la metto da parte, quella cosa l'ho fatta, adesso cioè, mi rimetto a combattere contro chi, cioè, ormai per fortuna il problema non c'è più, non è che ci fosse prima, però c'erano delle persone molto aggressive che magari potevano diventare un elemento di fondamentalismo pericoloso. In altri paesi i macellai sono stati minacciati, Certo. In Francia per esempio sono stati minacciati da gruppi che hanno anche violentemente danneggiato i negozi. A proposito di cibo, di carne, io recentemente, 2 giorni fa, ho ricevuto una proposta per fare una trasmissione che legasse l'opera e il cibo con dei testimonial, diciamo, di queste star, i cuochi star. E ho detto, avrei molte riserve, nel senso che dopo quello che è successo, secondo me quella televisione lì
prenderà una mazzata. Lei La capisco. la pensa come... No, capisco, non so se prenderà una mazzata, che diciamo, i programmi di cucina sono già in leggero calo. Capisco le sue perplessità, perché non la vedo nei panni di uno che comincia a chiamare chef famosi per fare un programma magari già visto. Poi però business is business, dipende anche lì dal budget che uno ha, cioè nel senso che poi bisogna inventarsi una cosa legata all'opera, può essere anche una cosa originale. Cioè nella normalità e nella noia di un programma dove ci sono i vari chef, con tutto rispetto per questi chef che fanno il loro mestiere, che è quello di guadagnare soldi in televisione, trovare una cosa originale, un prodotto originale è una cosa complicata. Forse l'opera può essere una chiave. Mi dica una cosa, ma la televisione, lei è un attento osservatore, poi ne fa tanta. Sì, molto. Sì. Sta cambiando velocemente, secondo lei, a tempo di Covid? Non so se a tempo di Covid abbiamo visto molti collegamenti e poche persone in studio, e la televisione regge anche perché la gente era dentro casa. Cioè diminuiva la pubblicità perché le aziende erano in difficoltà, ma aumentava lo share, che è un po' un paradosso. No? Certo. Adesso si tornerà alla normalità e credo che le televisioni torneranno alla normalità di prima. Non credo che il Covid abbia cambiato la televisione, né la cambierà. Certo, i risparmi che le televisioni hanno avuto in generale, i danni dalla pubblicità, ma anche i risparmi perché le produzioni sono state meno costose. No? Magari qualche cosa resterà. Penso anch'io, me lo voglio augurare. Io voglio tornare esattamente all'inizio di marzo, anzi consumare di più di quanto consumare. Tutti quanti dicono, il mondo dovrà cambiare, il suo amico Sala dice, bisognerà aumentare la mobilità in bicicletta, la mobilità col monopattino, la mobilità senza usare i mezzi pubblici. Io sono furibondo quando sento queste cose. Io voglio tornare esattamente all'inizio di marzo. Finalmente è arrivato Cruciani. No, ma voglio tornare esattamente all'inizio di marzo, quando la vita era normale, con tutti i nostri difetti. Non voglio cambiare nulla, anzi, se posso, voglio consumare il quadruplo. Cioè, voglio consumare 4 volte più di prima, voglio vivere 4... Cioè, per questa esperienza qui drammatica che ci ha fatto un po' impaurire, no, di fronte a una possibilità di crepare per un virus, una cosa che non pensavamo fosse possibile, pensavamo si potesse morire di un incidente stradale, di tumore, di cuore, eccetera, e adesso ci siamo terrorizzati, comunque ognuno di noi per la sua quota, e uno ci dice no, la vita deve cambiare. No, la vita non deve cambiare, deve essere come prima, esattamente come prima, e anzi io voglio quadruplicare quello che facevo prima, i consumi, le vizi, tutto. Invece ti dicono no, devi andare al lavoro in bicicletta. Vado al lavoro come mi pare, anche con la Mercedes, col sub, e parcheggio sotto la radio col sub o col motorino, consumando tutto quello che devo consumare. Che vado in bicicletta? Tu sei matto, io non ci vado in bicicletta a lavorare. Poi vallo a dire a quello che alle 7 di mattina deve muoversi con la macchina per fare... Quello che deve andare al casello di Carisio. Vallo a dire quello che deve andare al casello di Carisio. Mandacelo in bicicletta o col monopattino al casello di Carisio, perché il mondo, la natura deve essere, capito? Dobbiamo avere un rapporto diverso con la natura. No, io voglio avere un rapporto uguale, se non addirittura peggio. Quindi lei mi ha fregato, perché io non posso fare l'ultima domanda, perché la trasmissione si conclude chiedendo all'ospite uno spunto positivo per il futuro. No, questo è uno spunto positivo. Appunto, lei mi ha fregato. Invito le persone a non a porsi dei problemi sul mondo, sul rapporto con la natura, sui pipistrelli, su come mangiamo, ma a tornare esattamente, avere l'aspirazione di tornare a fare la stessa vita di prima, anzi a fare le stesse cose al cubo, perché abbiamo capito che da un momento all'altro può arrivare una roba, capiamo bene che ci rinchiude dentro casa e in qualche caso ci può ammazzare. Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro. A cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti. Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini. Una produzione Classica HD, Sky Canale 136. In collaborazione con Intesa San Paolo.